Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo i nati del 17 febbraio e quali sono gli influssi che questi nati ricevono dalle costellazioni nel loro giorno di nascita e quali sono appunto i significati in termini di carattere, predisposizione lavorativa o di fortuna di questi nati. Prima però vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube se ancora non l'avete fatto e ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano se ancora non l'avete fatto. Grazie. Questi nati ricevono alcuni influssi particolarmente forti dalla costellazione Pesci, quale reggente del mese di febbraio, e dunque abbiamo qui la presenza di Giove, e la costellazione Leone, quale stella capo del giorno. Dunque abbiamo Sole. Questo connubio Giove-Sole rende questi nati estremamente positivi, hanno sicuramente un carattere estroverso e ottimista per natura. Hanno poi una costellazione che è la costellazione Toro in seconda posizione, che definisce ulteriormente questi nati, rendendoli sicuramente molto portati per quanto riguarda lavori anche di costanza, di precisione, propensi a vivere in modo piuttosto tradizionale, e talvolta potrebbe un pochettino mettere il paraocchi questa costellazione a questi nati, rendendoli un po' fissi in alcune loro idee. È difficile poi far scardinare il loro modo di ragionare o di percepire le cose, ma ad ogni modo sono persone estremamente intelligenti e dunque amano particolarmente il dialogo. Ci sono molte costellazioni favorevoli all'interno del loro quadrato di nascita. A livello caratteriale, dunque, possiamo dire che il loro carattere, il loro modo di porsi è estremamente signorile. Questo è attribuito dalla costellazione Leone, quale stella capo, che fa dei nati con questa stella capo persone sempre dall'atteggiamento dignitoso, che hanno un che di nobile nel loro porsi e nel loro muoversi anche, hanno sempre quell'aura di persona appunto elevata. Generalmente questi nati appunto avranno una fortuna media con ostacoli da superare, ma dal punto di vista economico l'accrescimento è sicuramente favorito e previsto per questi nati. Inoltre hanno un carattere galante, giovannesco, ma anche estremamente generoso, caritatevole, altruista. Cioè sono persone veramente che sanno essere dei buoni amici e sanno venire incontro a chi ha bisogno di loro. Sono portati per gli studi collegati a quello che è naturale, dunque le scienze naturali, botanica, anche agricoltura, perché no, agraria, e tutto quello che è connesso appunto alla natura, è certamente uno dei loro ambiti preferiti. Se non dovessero scegliere un'attività lavorativa connessa a questo, sicuramente a loro farà molto bene e trarranno grande giovamento dallo stare appunto a contatto con la natura. Per quanto riguarda la possibilità di alcune carriere, ottimo per loro le carriere che prevedono di indossare una divisa, o comunque che prevedono la possibilità appunto di accrescere e assumere ruoli sempre più di prestigio, perché ne hanno tutte le qualità e sicuramente nel tempo emergeranno tra altri. Hanno inoltre una maggiore predisposizione verso quelli che sono i lavori all'interno di enti pubblici o comunque di tipo statale. Altri hanno anche la capacità o comunque la possibilità di entrare in contesti di tipo industriale, ma sempre stiamo parlando di persone che sono portate a fare carriera. Un'altra cosa molto importante per questi nati è che immancabilmente sono destinati a viaggiare molto.
vuoi perché per loro lo scambio culturale con altre realtà è un motivo di accrescimento e di apprendimento, perché questi nati amano sì studiare, ma amano moltissimo quello che dal punto di vista pragmatico li mette immediatamente nella condizione di apprendere e vivendo anche un'esperienza diretta. Dunque per loro lo scambio con l'estero, lo scambio con le altre culture è motivo oltre che di svago anche di apprendimento e dunque apprezzano moltissimo i viaggi e con ogni probabilità nella vita viaggeranno molto. Fortunati per loro sono Francia e Inghilterra, dei posti sicuramente dove non solo si divertiranno, ma avranno la possibilità di fare anche esperienze positivissime, potrebbero essere positivi anche come rapporti lavorativi o la possibilità appunto di lavorare con queste nazioni o addirittura in queste nazioni, dunque favoritissimo per loro. Qualche pericolo dal fuoco ma niente di trascendentale perché per loro la costellazione Leone, quale stella capo, comunque funge da protezione in questa direzione. Hanno probabilmente una maggiore predisposizione o fragilità, diciamo così, predisposizione a contrarre malattie rispetto all'apparato respiratorio, dunque magari raffreddamenti, infiammazioni nelle varie componenti dell'apparato respiratorio, oppure addirittura forme allergiche che affettano le vie respiratorie. Dunque questi sono un pochettino i loro punti deboli. Per quanto riguarda le relazioni e i rapporti sentimentali hanno un po' diciamo l'atteggiamento dongiovannesco, perciò è probabile che per noia alcune volte tendano a flirtare a destra e a sinistra, ma di base dovrebbero essere piuttosto leali e forse un pochino possessivi. Bene, detto questo, io vi invito a chiedere se vi interessa ovviamente la personalizzazione, perché chiaramente questi sono influssi generali e poi in base al luogo, all'ora e al giorno settimanale di nascita abbiamo delle differenze che rendono completamente personale, possono anche in certi casi ribaltare queste previsioni e dunque se vi piace questo argomento e volete saperne di più anche sui cicli destinici della vostra vita, non esitate a contattarmi privatamente. Io vi invito ancora ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano se non lo avete ancora fatto ed iscrivervi al mio canale YouTube sempre se non lo avete ancora fatto. Grazie di cuore e ci ritroviamo qua con le previsioni e il quadro, diciamo così, dei nati del 18 febbraio. A presto dalla vostra Hilde.